Professoressa Novello, che cos'è il progetto Terre Volute? Allora, oggi abbiamo presentato qui al BO, Palazzo Centrale dell'Università di Padova, un progetto di ricerca dedicato alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone di bonifiche, cioè a tutti quei materiali, quei documenti che sono proprietà dei consorzi di bonifica e che ci testimoniano l'evoluzione del lavoro stesso, dell'opera del consorzio di bonifica, ma anche l'evoluzione del territorio e del paesaggio all'interno del contesto veneto. Si tratta di materiali di un patrimonio ricchissimo, di materiali molto diversificati tra loro, che vanno dal documento vero e proprio alla fotografia, alla cartografia, alle strutture, alle architetture presenti nel territorio e infine, ma non per ultime, alle testimonianze di chi ha vissuto questa fase di ricostruzione del territorio fin dai tempi più antichi, ma insomma nei tempi più recenti abbiamo avuto modo di ascoltare le voci e le testimonianze di chi ha lavorato all'interno delle idrovore, di chi ha lavorato nel territorio e che ha quindi reso possibile quello che oggi è un territorio coltivabile, un territorio vivibile, che altrimenti senza l'opera dei consorzi sarebbe ancora palude.